Buongiorno a tutte e buongiorno a tutti. Innanzitutto un ringraziamento all'amministrazione comunale, alle rappresentanze d'Arma, delle associazioni e della politica pardenese. Un ringraziamento particolare perché questo è l'80°. E io penso che sia stato giusto stamattina iniziarlo ricordando Papa Francesco. Un Papa che ha fatto sentire forte la sua voce contro le ingiustizie sociali, criticando un modello di sviluppo che produce la guerra. Un modello di sviluppo che produce la guerra e che corriamo il rischio di far passare come una normalità, una cosa che normale non è. Parto con questa considerazione perché il 25 aprile del 1945 è stato innanzitutto la fine della guerra nel nostro paese. La fine della guerra, di una guerra sbagliata, che qualcuno aveva iniziato dalla parte sbagliata della storia. La fine della guerra voluta e perseguita a costo della vita dai partigiani nel nostro paese. Ecco, io credo quindi che coltivare la memoria significa avere anche la consapevolezza di ciò che è stato. E quando parliamo dei partigiani e del movimento della resistenza, noi dobbiamo sapere che parliamo della migliore parte del paese in quel pezzo di storia. La migliore parte del paese che parlava di tutte e di tutti, non era proprietà di qualcuno. Comunisti, socialisti, cattolici, azionisti, repubblicani, monarchici, assieme contro il regime nazifascista. Sì, perché di regime nazifascista bisogna parlare. Non era soltanto l'occupazione militare da parte di un paese straniero. Ci siamo liberati di una dittatura che ha scritto una pagina buia durata 20 anni nella storia del nostro paese. Di questo dobbiamo essere consapevoli, di questo dobbiamo aver memoria. E dobbiamo avere la memoria di tutte quelle giovani e giovani che hanno dato la loro vita per un'Italia migliore, un'Italia che molti di loro non hanno avuto neanche la possibilità di vedere e che grazie a loro noi oggi possiamo celebrare, anche in giornate come questa. E allora da questo punto di vista dobbiamo anche ricordarci che importante è stato il contributo che il lavoro ha dato al movimento resistenziale. Il movimento della resistenza nasce nel nord Italia con gli scioperi nelle fabbriche del 43 e del 44. Lavoratori che scelgono da che parte stare, contro la guerra e contro la fame alla quale venivano condannati e contro le persecuzioni, perché non dimentichiamoci i cittadini e le cittadine italiane, le patriote e i patrioti italiani che sono stati deportati oltre che uccisi. E allora avere memoria di tutto questo significa oggi ricordare che c'è un bene che non è scontato, perché la democrazia è un bene non scontato che va ricordato e difeso tutti i giorni. Difeso anche quando parliamo della nostra bella Carta Costituzionale, che tante e troppi nel tempo vogliono pensare di manomettere. E la vogliono manomettere con ricette che separano il nostro paese, se pensiamo all'autonomia differenziata, o che lo rendono più autoritario, se pensiamo al presidenzialismo. E allora difendere quella Carta Costituzionale significa difendere quella memoria e quel sacrificio di donne e di uomini che consentono a noi oggi di vivere in democrazia. Una democrazia che, dicevo, non è scontata, una democrazia da difendere, ed è una democrazia che in questo momento viene messa in discussione, oserei dire quasi quotidianamente, da diversi episodi che si affacciano nelle nostre città e nei nostri territori. Guardate, non è un mistero, basta leggere attentamente qualche cronaca per scoprire cosa sta succedendo dal punto di vista della formazione di nuove bande neofasciste e neonaziste. Accade in Italia come accade in Europa. Il prossimo 17 maggio, su iniziativa della destra neonazista europea, a Milano si vuole tenere un convegno, un raduno internazionale che ci parla di reimmigrazione, dove il tema della razza torna ad essere uno degli argomenti che attraversa un tempo, il nostro tempo. Questo per dire che ciò che è stato può tornare. E se ciò che è stato può tornare, oltre a essere assieme qua oggi, stamattina in questa piazza, oltre a essere assieme oggi pomeriggio nella grande manifestazione che ci sarà a Milano, dovremo essere assieme il 17 maggio nella grande manifestazione che ANPI, CGIL, ARCI, ACLI e la parte migliore di questo paese si appresta a organizzare in Piazza del Duomo, perché ciò che è stato può tornare e tocca a noi difenderlo.
tocca a noi difenderlo in questo tempo dove nulla è scontato e in questo tempo dove noi dobbiamo immaginare che dobbiamo continuare a resistere. Allora vi saluto così, mettendo insieme le ingiustizie sociali e la pace come elementi portanti di una lotta che dura da tanti anni e di una lotta che non deve cessare, di un invito alla vigilanza e di un invito alla resistenza civile e alla resistenza che consente a noi di poter esprimere liberamente le nostre idee. E allora concludo veramente dicendo: viva il 25 aprile, viva l'Italia repubblicana, viva la Costituzione, viva l'Italia antifascista. Grazie.